Molti gli imprenditori intervenuti al pranzo organizzato da Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana che si è tenuto venerdì 21 novembre al Mulino Rosso di Imola per incontrare il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Maurizio Lupi. La visita imolese è stata l'occasione per il segretario di Confartigianato Assimprese Amilcare Renzi di presentare alcune delle problematiche più importanti legate alle opere di viabilità e strutturali che interessano la Regione e in particolare l'area metropolitana. Il ministro Lupi si è intrattenuto a lungo con gli imprenditori presenti e ha ascoltato con attenzione quanto descritto da Renzi in un discorso in cui è stata sottolineata l'importanza della fine dei campanilismi e di un respiro sovracomunale di risorse e progetti. Ad Amilcare Renzi, segretario generale di Confartigianato Assimprese, chiediamo quali saranno le domande che porrete al ministro Lupi. Confartigianato Assimprese, Bologna Metropolitana, oggi al Ministro chiederà di intervenire in maniera forte su alcuni progetti che sono prioritari per il sistema imprenditoriale locale, non solo per il sistema imprenditoriale, ma credo per tutto il Paese, per far sì che questo Paese possa incamminarsi verso un nuovo rinascimento, una nuova stagione di prosperità. Nel dettaglio sicuramente chiederemo di intervenire sul nodo di Bologna. Non dimentichiamo che il passante nord è un progetto importante che si è arenato, ci auguriamo che vada in porto quanto prima. C'è l'esigenza di intervenire sulla A14 con la terza corsia e oggi, alla luce anche del nuovo assetto istituzionale che si è dato a questo territorio con la città metropolitana, crediamo che il collegamento Bologna-Imola deve essere un collegamento più attuale con i tempi moderni. Nello specifico credo che dobbiamo ragionare e lavorare su una metropolitana a cielo aperto, quindi un collegamento ferroviario diverso rispetto a quello che oggi il sistema della rete ferroviaria offre. A Massimo Pirazzoli, vice direttore, chiediamo che cosa è che vi aspettate dal ministro Lupi? Ma penso che in tempi come questi la presenza di Imola di un rappresentante delle istituzioni, di un ministro come oggi è il ministro Lupi, sia importante, un segno di riconoscimento per un territorio che non è estraneo a tutte quelle che sono le difficoltà che questo Paese vive quotidianamente. Noi rappresentiamo il mondo imprenditoriale, le piccole e medie imprese del tessuto del circondario imolese, dell'area metropolitana di Bologna, duramente colpite, che tutti i giorni hanno tutta una serie di difficoltà a cui fa fronte. L'incontro col ministro Lupi sarà l'occasione per prospettargli alcuni di quelli che sono alcuni temi a noi cari. L'elenco delle problematiche delle nostre imprese bene o male sono note, le conosciamo. Tante volte implicano soluzioni o risoluzioni che hanno a che fare col tema delle risorse, altro tema importante a cui il Paese deve fare i conti. Tutti vorremmo poter risolvere qualche questione, qualche problema, ma poi ci scontriamo col tema delle risorse. Ebbene, ce n'è una in particolare che è una riforma che si può fare veramente a costo zero, ma avrebbe un impatto molto importante per il mondo imprenditoriale, che è quello della sburocratizzazione. Noi abbiamo bisogno veramente di liberare le imprese, di già lavorare, fare impresa oggi è difficile di per sé, il mercato richiede sforzi enormi. Noi abbiamo bisogno di uno Stato più libero, più snello, più efficiente, più efficace, che dia una mano sotto questo punto di vista. Questa è una grande riforma a costo zero, ma che potrebbe avere un impatto formidabile per i nostri imprenditori, per la nostra piccola e media impresa e anche per investitori istituzionali esteri. Chi è che fa la... Comincio io, Ministro, come si recupera efficienza nel nostro territorio? Ho fatto l'autostrada o la via Emilia? Come si è trovato? No, ho fatto l'autostrada, quindi non ho fatto la via Emilia. Il problema delle infrastrutture è molto semplice, bisogna passare dalle parole ai fatti. Troppo tempo e troppo anni sono passati in termini di discussioni sui passanti e sulle alternative dei passanti, in termini di discussioni sulle quarte corsie che si devono realizzare. Ovviamente penso al passante di Bologna e penso alla quarta corsia di Imola. La sfida che noi abbiamo davanti per le infrastrutture in questa regione, ma devo dire per tutto il Paese, è capire che ormai non c'è più tempo. La legge Sblocca Italia
è un segnale molto forte per andare nella direzione del fattore tempo e delle risposte. Si devono fare le cose che servono e si può ridare anche un po' di speranza e di competitività se le infrastrutture si adeguano. Cosa pensa della Guardia di Finanza che ha sequestrato qui in zona gli autovelux? Cosa pensa dei comuni che fanno cassa con le multe? Penso che ogni tanto i comuni che chiedono il rispetto delle leggi ai cittadini dovrebbero innanzitutto rispettare le leggi. Il Ministero su questo tema, il Ministero delle Infrastrutture già nel 2010 si era espresso con molta chiarezza: non si possono affidare a soggetti terzi l'erogazione delle multe, non si può pensare ad una percentuale da riconoscere, non si può pensare che ci sia una sola fotografia. Cioè, avevamo segnalato tutte queste cose con circolari del Ministero dei Trasporti, ma mi sembra che poi il tema sia un po' più di fondo. Io non ero ministro, quindi non entro nel merito, nel senso che la continuità era già stata detta e se avessero ascoltato forse oggi non saremmo in questa situazione. Ma la questione di fondo è un'altra: i comuni devono smetterla di pensare che le multe servano per fare cassa. Le multe sono uno strumento sanzionatorio per educare i cittadini a rispettare le regole. L'ideale per un comune, così come l'ideale per uno Stato, è che nessun cittadino commetta un'infrazione, e cioè arriviamo, è ovvio che sarebbe la città ideale, a multe zero. Invece mi sembra che anche le proteste che ho sentito nei confronti del Ministero, a proposito delle interpretazioni sulle strisce blu eccetera, sia semplicemente a dire: abbiamo 10 milioni in meno di incassi, abbiamo 8 milioni in meno di incassi. Ma i comuni, come lo Stato, deve servire il cittadino o pensa che il cittadino sia sempre la vacca da mungere? Io credo che dobbiamo smetterla a pensare al codice della strada come allo strumento per mungere i cittadini, è lo strumento per far rispettare le norme. Io la penso così, la dico con molta chiarezza, so che molti sindaci non la pensano come me, ma il mondo è bello perché in questo momento il ministro delle infrastrutture lo faccio io e non i sindaci. Come dice il nome, rappresentiamo il sistema della Confartigianato nell'area metropolitana con 150 collaboratori, 16 sedi nel territorio, 3.400 imprenditori che ripongono fiducia nella nostra struttura. Da sempre crediamo fortemente che la dimensione dell'area vasta sia importante. Una dimensione che, come ha dimostrato il nostro centro di studi, è anche un vantaggio per il territorio imolese dove siamo nati e dove la nostra associazione è partita. Veniamo all'incontro di oggi, l'occasione di avere il Ministro è molto importante, credo, per la nostra città e per tutti noi. L'efficienza dei collegamenti stradali, ferroviari, marittimi fra il nord, i porti commerciali dell'Adriatico, a cominciare da Ravenna, sarà sempre più determinante per la rinascita economica a cui tutti noi tendiamo. Siamo in una fase di grande cambiamento, da questa fase di grande cambiamento vogliamo tutti uscirne nel migliore dei modi per far sì che la nostra Italia sia sempre distintiva nella scena internazionale. Non sarà un discorso da venerdì sera prima del voto in Emilia Romagna, ma io credo invece che bisogna iniziare a fare anche il venerdì prima del voto questi discorsi. Qui se perdiamo, perdiamo tutti. Non è che perde Giovanni, Giuseppe, il centrodestra, il centrosinistra, il bianco, il verde, perdiamo tutti, perde l'Italia. E io ho a cuore il destino dei miei 3 figli, perché io sono vissuto in un paese che mi ha dato grandi opportunità. Mi ha dato una grande opportunità di crescere, di svilupparmi, di fare impresa, di quell'ascensore sociale che ha reso l'Italia in tutti questi anni il paese non del Bengodi, il paese dove la qualità della vita, grazie alla cultura in cui noi siamo cresciuti, nella diversità e nelle profonde diversità, ma nella ricchezza che questo paese dava, è diventato un modello, dall'operaio fino all'imprenditore. Dalla cooperazione fino al piccolo e medio imprenditore o all'artigiano, dalla grande impresa fino alla semplice persona che faceva il lavoro più umile ma che lo faceva per servire se stesso e per far dare un'opportunità magari ai suoi figli, con i sacrifici che faceva, di poter vivere una condizione diversa. Non l'ho presa alla lontana, perché poi mi sono segnato i 3 punti che voi mi avete posto e voglio concretamente, se no sono in contraddizione, ovviamente dire quali sono i fatti, dove ci misuriamo.
Ma credo che questo sia il punto di partenza, perché questo chiede un cambiamento innanzitutto a noi, ma credo che, e voi lo stiate vivendo sulla vostra pelle, chiede un cambiamento a tutti. Noi, ieri ero al sud, in Calabria, poi sono andato in tantissime regioni del sud come del nord del paese. Quando uno mi ha detto l'Italia a 2 velocità, io gli ho risposto: ma forse non ci siamo capiti, non c'è più un'Italia a 2 velocità. Il rischio vero è che nel nord-est, nel nord-ovest, piuttosto che nel centro e nel sud, l'Italia purtroppo è stata unita da un'unica velocità. E allora noi dobbiamo vincere con coraggio e con orgoglio la sfida di un cambiamento, perché questa è la parola, che ci possa permettere insieme di guardare positivamente al futuro.